Un'atavica questione d'onore o più semplicemente la gelosia di un fratello che non tollera l'amico frequenti la propria sorella. E così a Ceneda la lite in strada tra i due trentenni finisce in un far west. È accaduto la sera di giovedì scorso quando i due ragazzi si sono trovati in via Caldeprade a confrontarsi in una guerra di sguardi e insulti. Gira al largo da mia sorella, avrebbe detto il fratello, offeso al pretendente in amore, operaio è già noto alle forze dell'ordine per nulla convinto a desistere. Montata la rabbia, il fratello, non trovando effetti alle richieste insistenti, ha abbandonato il luogo del duello per recuperare in casa una pistola. E così, tornato in strada, ha minacciato ancora l'operaio, celibe, passando dalle parole ai fatti. Un colpo dietro l'altro, sperava di regolare i conti così, con una pistola d'aria compressa, mentre il pretendente se la dava a gambe. Ferito al collo, l'uomo si è fatto medicare al pronto soccorso e dopo l'aggressione è scattata la denuncia per il fratello offeso. Vero è che in tutta questa vicenda non è nota l'opinione della donna, pretesa e contesa.